Il 14 di novembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del diabete. Parliamo di diabete mellito, il diabete cosiddetto dolce, quello per cui una volta nell'antichità i medici assaggiavano le urine del paziente e scoprivano un gusto dolciastro e quindi capivano che c'era questa malattia. Pensate che il diabete è stato descritto addirittura dai medici egiziani nel papiro di Ebers del 1500 a.C., quindi circa 3000 anni fa si conosceva già l'esistenza di questa malattia. Nel mondo il diabete è una malattia molto diffusa, circa 540 milioni di persone ne sono affetti, quindi più di mezzo miliardo, e le stime saranno che nel 2040 arriveremo a più di 650 milioni di persone. Tuttavia dobbiamo distinguere i due tipi principali di diabete, perché abbiamo un diabete che riguarda le persone adulte, le persone anche anziane avanti con l'età, è il diabete di tipo 2, quello che spesso si associa anche ad uno stato di sovrappeso o a comportamenti alimentari un po' inadeguati. Questo è il diabete più frequente, quello che appunto colpisce più di mezzo miliardo di persone. All'interno di questo grande numero però ce ne sono un'altra piccola fetta, ma peraltro molto consistente numericamente, di circa 9-10 milioni di persone, che invece è affetta dal diabete di tipo 1. Vi parlerò prevalentemente di questo oggi, anche perché, in quanto diabetologo pediatra, sono proprio i miei pazienti quelli che sono affetti dal diabete di tipo 1, perché questa malattia colpisce i bambini, esordisce già nell'età pediatrica fin dai primi anni di vita, per poi mantenersi, per poi proseguire nell'età più adulte, oppure addirittura anche esordire nei giovani adulti. Il diabete di tipo 1 è una malattia che è dovuta al fatto che l'organismo non riesce più a produrre l'insulina, l'ormone che nel nostro corpo regola il livello di glucosio, e in effetti la giornata mondiale del diabete si celebra il 14 di novembre a ricordo della data di nascita del dottor Frederick Banting, che è colui che nel 1921 scoprì l'insulina, purificò l'insulina e quindi diede finalmente, dopo millenni di esito infausto, il diabete infatti fino alla scoperta dell'insulina era sempre una malattia mortale che uccideva i bambini durante la loro infanzia, diede con la sua scoperta appunto una possibilità di sopravvivenza ai bambini colpiti dal diabete e quindi aprì una nuova era. Sono passati soltanto 100 anni da quel tempo e tuttavia, ancora oggi il diabete di tipo 1 è una malattia che non ha una cura che lo fa guarire, è considerata quindi una malattia cronica per la quale tutti i giorni dobbiamo dedicare un certo tempo per le nostre cure, per evitare problemi, per evitare difficoltà e per garantirci una vita il più possibile normale. Com'è la vita di un bambino, di un ragazzino, di un ragazzo o di una ragazza con il diabete di tipo 1? Ebbene, deve assumere tutti i giorni l'insulina. L'insulina è un ormone che il nostro corpo produce e quando non è prodotta in quantità sufficiente, che cosa comporta? Comporta che il glucosio, che è un po' lo zucchero che rappresenta il carburante fondamentale delle nostre cellule, aumenta sempre di più nel nostro organismo, causando una sorta di progressiva intossicazione. Ecco che allora la persona col diabete di tipo 1 ha la necessità di assumere più volte al giorno, dalle 4 alle 5 volte al giorno, l'insulina. L'insulina si assume attraverso iniezioni, microiniezioni, con non più delle siringhe ma con delle penne speciali che assomigliano come a delle penne stilografiche, con degli aghi piuttosto corti che iniettano in sede sottocutanea l'insulina. Tuttavia comporta questo tipo di azione che dobbiamo fare più volte al giorno e soprattutto dobbiamo anche pensare, calcolare ogni volta la quantità di insulina che ci serve, perché questa è spesso collegata con la quantità di cibo, di alimento che stiamo per assumere. Attualmente abbiamo anche delle tecnologie molto più moderne per somministrare l'insulina. Abbiamo delle pompe, delle micropompe automatizzate che sono collegate ad un sensore. Il sensore della glicemia è lo strumento che oramai quasi tutte le persone con il diabete di tipo 1 utilizzano correntemente. È un piccolo dischetto di plastica che si applica sulla cute del braccio o anche in altre sedi e che deve essere portato costantemente giorno e notte 365 giorni all'anno. Grazie a questo strumento la persona col diabete o i suoi genitori controllano costantemente la glicemia senza necessità di fare troppe punture sulle dita come si utilizzava invece fino a 10-15 anni fa.
Ebbene, questi strumenti, il sensore più la pompa dell'insulina, aiutano molto la vita della persona con il diabete, tuttavia sono strumenti che devono essere conosciuti, calibrati, utilizzati bene, manutenuti, si deve imparare ad usarli in maniera adeguata. L'alternativa è quella di utilizzare invece i sistemi più tradizionali, quindi le iniezioni e le punturine del dito. Pensate che fino a 10 anni fa, quando non c'erano i sensori, la persona con diabete arrivava a pungersi dalle 3.000 alle 4.000 volte in un anno le sue dita. Pensate che abbiamo 10 dita, pensate quante punture possono essere, quante punturine possono essere per ogni dito. Attualmente, grazie al sensore, le punture del dito per raccogliere la goccia di sangue si sono ridotte a 700-1000 all'anno, ma sono pur sempre tante. Una persona con diabete si fa ogni anno circa 1800 iniezioni di insulina. Se deve assumere zucchero perché la glicemia è troppo bassa, nell'arco di un anno arriva ad assumere dalle 600 alle 1000 bustine di zucchero per curare le sue glicemie troppo basse. Insomma, una vita in cui una fetta importante del tempo è dedicata al controllo della propria malattia. Quando il bambino è ancora molto piccolo, tutto questo lavoro è nelle mani dei genitori, che devono quindi ritagliarsi tante fettine di tempo durante la loro giornata e durante anche la nottata per seguire la malattia del proprio bambino. Pensate che ogni genitore si stima che prenda ogni giorno un centinaio di decisioni riguardo le scelte per la cura del diabete del proprio figlio o della propria figlia. Per quale motivo compare il diabete, si sviluppa il diabete? Il diabete è una malattia silenziosa che dà notizia di sé quando oramai la situazione del metabolismo dell'organismo è scompensata e quindi i sistemi di sicurezza vengono superati. A quel punto il bambino o la bambina stanno molto male e devono essere portati in ospedale. Come ci si accorge? Ci si accorge perché il bambino incomincia a bere molto, a fare molta pipì, spesso anche di notte quando magari aveva smesso di farla da tempo. Spesso può mangiare anche di più, può avere fame eppure sembra che dimagrisca e anzi proprio dimagrisce. Altre volte può avere un alito anche strano, un alito da acetone. Bene, tutti questi sintomi, qualora li sentiate, sono motivo di richiedere attenzione, visita al proprio medico e di portare il bambino al pronto soccorso. Questi sono i sintomi della chetoacidosi diabetica, cioè dello scompenso del diabete tipo 1, naturalmente, del diabete di tipo 1, che indicano la situazione oramai urgente che richiede appunto un trattamento medico veloce senza ulteriore perdita di tempo. In Italia circa il 30% dei bambini che sviluppano diabete, che hanno sviluppato il diabete, arrivano in ospedale con la chetoacidosi. Pensate che questa condizione è una condizione comunque potenzialmente pericolosa, con un rischio di mortalità fra l'1 e il 3%, quindi 1-3 bambini ogni 100 che presentano una chetoacidosi rischia la morte. Il diabete si sviluppa per quale motivo? Il diabete è una malattia autoimmune, e cioè una malattia in cui il sistema immunitario, che normalmente è deputato a difenderci dalle infezioni da virus e batteri, a causa di una predisposizione genetica familiare preesistente nel bambino, nella bambina, alla quale si associa l'effetto di un'infezione virale che riesce a mettere un po' in difficoltà il sistema immunitario. Ebbene, questo sistema immunitario inizia a dirigere la sua azione invece che contro gli invasori nemici che arrivano dall'esterno, contro le cellule del nostro organismo, andando a colpire proprio le cellule che producono l'insulina. Venendo meno la produzione di insulina, gli zuccheri, il glucosio, l'amido, insomma gli zuccheri che assumiamo con l'alimentazione, incominciano a non essere più metabolizzati, ad accumularsi nel sangue, diventando progressivamente tossici. Ebbene, il diabete, come abbiamo detto, è una malattia ancora non guaribile. Curabile, la teniamo sotto controllo, ma non riusciamo a guarirla. Tuttavia abbiamo qualche novità interessante. Presso l'azienda ospedaliera, infatti, abbiamo fatto partire già l'anno scorso, il 14 di novembre, quindi data simbolica, un programma di diagnosi precoce del diabete di tipo 1, quindi un programma che permette a grandi e piccoli, ma sicuramente più indirizzato ai bambini, ai ragazzi, ai giovani adulti, permette di valutare, di identificare il rischio individuale di sviluppare il diabete. Questo, il diabete di tipo 1 naturalmente, questo è molto importante
importante soprattutto in chi ha nella propria famiglia un parente di primo grado, soprattutto affetto da diabete di tipo 1, quindi un padre, una madre, un fratello, una sorella, ma anche può essere indicato in chi ha più parenti con diabete di tipo 2. L'accesso al programma, il cui nome è DIAB1 Screen, D1S, la sigla, è molto semplice. Sul sito dell'azienda ospedaliera di Padova abbiamo tutte quante le indicazioni. E comunque è sufficiente mandare una mail al programma, all'indirizzo mail del programma, verrete ricontattati dagli operatori del centro che vi chiederanno alcune informazioni e vi daranno le indicazioni per accedere appunto al programma. L'iniziativa dell'azienda ospedale Università di Padova, DIAB1 Screen, è stata in qualche modo così anticipato quello che in Italia è accaduto l'anno scorso. L'Italia infatti ha varato una legge, la legge 130 del settembre 2023, che ha stabilito l'avvio di un programma nazionale di screening del diabete di tipo 1 in età pediatrica, naturalmente un programma a titolo volontario, la partecipazione non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata. Attualmente è in corso un progetto pilota in alcune regioni italiane che poi verrà esteso nei prossimi anni a tutte le altre regioni. Noi ci siamo, come dire, attivati prima e quindi in azienda ospedale dell'Università di Padova con il programma DIAB1 Screen è già possibile adesso valutare nel proprio figlio, nella propria figlia o anche in se stessi, se abbiamo altri parenti, se abbiamo un genitore ad esempio con diabete di tipo 1, è già possibile valutare il proprio rischio di sviluppare questo tipo di malattia, ma anche altre due patologie. Il programma infatti permette di valutare il rischio di sviluppare la celiachia, nonché le alterazioni del metabolismo dei lipidi, quindi colesterolo e trigliceridi, per vedere appunto se abbiamo una situazione in qualche modo preoccupante riguardo questi aspetti. Perché è importante conoscere il proprio rischio di sviluppare la malattia oppure andare a valutare se esiste già, se abbiamo già fatto qualche passo avanti nello sviluppo di questa malattia senza esserne ancora consapevoli? Perché finalmente da pochi giorni è disponibile anche in Europa, anche in Italia, un nuovo farmaco che permette di bloccare la evoluzione dal diabete ancora in forma silenziosa verso il diabete di tipo 1 in forma conclamata. Questo farmaco, che è già stato autorizzato negli Stati Uniti negli anni scorsi, era in attesa di autorizzazione in Europa, ma per usi molto particolari con il cosiddetto uso compassionevole, dalla settimana scorsa è disponibile anche in Italia e quindi ci permetterebbe di come dire, curare con molto anticipo e quindi bloccare la comparsa di un diabete conclamato, naturalmente di un diabete di tipo 1, in soggetti che lo stanno sviluppando, non ne sono ancora consapevoli, ma lo diventerebbero successivamente in condizioni sicuramente più gravi e meno recuperabili. Questa è un'ulteriore buona notizia, alla quale tuttavia va aggiunto, la tengo come notizia conclusiva, la notizia che presso l'azienda ospedale Università di Padova abbiamo attivato oramai da 3 anni il Centro per la terapia cellulare del diabete, un progetto molto complesso che unisce insieme i professionisti del Centro Trapianti Rene Pancreas, la unità operativa di malattie del metabolismo, quindi la diabetologia degli adulti, e la unità operativa, la mia unità operativa di diabetologia pediatrica. Il programma del centro, i ricercatori, i chirurghi, i diabetologi che lavorano in esso, è quello di arrivare presto alla possibilità di avere disponibili i trapianti di insule pancreatiche, quindi cellule che producono l'insulina, in forma ingegnerizzata, modificata e protetta dal danno che ha causato il diabete nella persona malata. Attualmente i trapianti di insule pancreatiche si fanno qui a Padova, sono limitati a persone adulte con diabeti molto scompensati. Perché? Perché richiedono il trattamento immunosoppressore come tutti gli altri trapianti, quindi un trattamento molto complesso, molto pesante, che rende inadatto questo tipo di terapia nel diabete dei bambini. Tuttavia, quando completeremo il percorso di sperimentazione e di sicurezza del nuovo trattamento, quindi del sistema di ingegnerizzazione, si dice di microincapsulazione delle insule pancreatiche, una sorta di corazza che le protegge dall'aggressione del sistema immunitario impazzito,
riusciremo a quel punto ad avere una valida alternativa di cura che permetterà finalmente di dire stop diabete, di dare una vera speranza di cura a tutte le persone affette da diabete di tipo 1, piccole e grandi, che ancora adesso aspettano una cura che possa mettere fine alla loro dipendenza dall'insulina, alla presenza del diabete nella loro vita e al grande impegno, alla grande fatica che questa malattia comporta.